Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, lunedì 20 gennaio 2020 e siamo alla vigilia del derby di questa sera al San Vito Marulla con inizio alle ore 21 tra il Cosenza ed il Crotone. Si sono giocate invece tutte le altre partite della prima giornata di ritorno in Serie B, poi vedremo il quadro con la classifica generale. E io vado subito a presentare gli ospiti, naturalmente Stella Battaglia. Grazie Stella per essere qui con noi. Ciao Franco, grazie a te. E poi c'è Pippo Gatto, direttore di nuovacosenza.com, nonché conduttore della trasmissione Anteprima Sport qui da noi a Teleuropa Network. Grazie Pippo per aver accettato l'invito. Grazie a te per l'invito. E Pier Giorgio Giorno di Cosenza Post, Lupi si nasce, con lui parleremo anche di quello che bolle in pentola per quanto riguarda il calciomercato. E poi nella seconda parte parleremo naturalmente di quello che è successo in Serie C, tutte sconfitte, tra la vittoria della Reggina in trasferta a Bisceglie per 2-1. Stella, a te la parola perché abbiamo subito un collegamento, mi pare, sì, no? Abbiamo un collegamento in diretta dallo Stadio Marulla con Anna. Gentili telespettatori, vi do il benvenuto all'immancabile appuntamento di Replay, in onda ogni lunedì alle ore 15 su Teleuropa Network, canale 10 del digitale terrestre. Vi abbiamo lasciato la scorsa settimana con una puntata ricca di informazioni riguardanti le nostre squadre calabresi e i loro avversari. Oggi è la volta, così come ha detto Franco, di un grande derby. Sarà il Cosenza ad ospitare il Crotone per un match tutto da vivere. Attesi circa 8.000 spettatori in campo. Mi raccomando, stasera alle ore 21 tutti al Marulla per dare grinta ai nostri lupi. La parola a te, Franco. Sì, io direi subito di andare da appunto Anna Franchino, dalla collega dallo Stadio San Vito Marulla. Vediamo se è pronto il collegamento. Ciao Anna, buon pomeriggio. Allora, buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio a Stella e a tutti i vostri ospiti. Siamo qui allo stadio San Vito Gigi Marulla di Cosenza. Come vedi sono in panchina, la postazione occupata che occuperà fra meno di 6 ore Mister Braia qui allo stadio Marulla con le immagini di Massimiliano Fino, e vi vogliamo far vedere il terreno di gioco che è in perfette condizioni. Il prato è un verde abbastanza vivace, insomma mancano davvero poche ore al derby calabrese fra Cosenza e Crotone, che chiuderà la prima giornata del girone di ritorno della Serie BKT. Quello che vedete appunto è lo scenario in cui si giocherà una gara importantissima sia per i lupi che per gli squali. Massimiliano Fino vi sta inquadrando le tribune rosso-blu, il Cosenza di Piero Braia, che da qualche settimana, lo abbiamo detto anche nel corso del nostro telegiornale, per scaramanzia forse non parla con la stampa, proprio dalle prime gare, vuole iniziare al meglio l'annata e la posizione di classifica impone che già dalle prime giornate ci sia una netta accelerazione rispetto a quanto fatto nel girone d'andata. Per quanto riguarda la formazione, Franco, tutti disponibili salvo l'infortunato Cone, l'acciaccato Lazar. Il tecnico, come già sappiamo, stasera scioglierà le riserve sul modulo da adottare, sul 3-4-3 oppure sul 3-5-2. Probabile il ritorno in campo di Canutè, che ha recuperato, e partirà invece dalla panchina il nuovo arrivato Asensio. Per quanto riguarda il Crotone, Franco, punta ovviamente ad avvicinare la seconda posizione occupata dal Pordenone, ritrova Benali, non può disporre del solo Zanellato, ha recuperato anche l'atteso Maxi Lopez. Stroppa ha presentato la gara parlando di una battaglia, ha detto che insomma saranno gli episodi a decidere la partita, vedremo cosa succederà. Lo diceva Stella prima, sono attesi oltre 8.000 spettatori, di circa 1 migliaio di questi arriveranno da Crotone, una gara importantissima. Volevamo parlarvi dell'arbitro, dirigerà il signor Abattista di Molfetta, che vi diamo anche una curiosità: ha già arbitrato il derby dello scorso anno vinto dai lupi con la rete di Embalo. Qui stanno insomma mettendo a punto gli ultimi accorgimenti sia sul terreno di gioco che per quanto riguarda attorno al terreno di gioco, la pista, insomma anche le telecamere di DAZN che riprenderà la gara. Però insomma sono attesi oltre 8.000 spettatori, la partita andrà in onda, cioè si giocherà alle ore 21, quindi insomma si è ancora in tempo per accaparrarsi il biglietto per assistere a una sfida importante, un derby importantissimo fra Cosenza e Crotone. Sì, Anna, prima di chiudere abbiamo sia Pippo Gatto che Pier Giorgio Giorno che desiderano porre delle domande. Vai Pippo.
Anna, hai sentito qualche indiscrezione, hai visto qualche giocatore? Sai se Braglia ha sciolto il dubbio se mettere al centro la difesa Schiavi o meno? Sei riuscito a vedere niente, ovviamente, tutto nascosto. No, al momento, allora, non sono riuscita a vedere niente anche perché in questi ultimi 3 giorni il mister ha disputato l'allenamento a porte chiuse. Al momento allo stadio ci sono soltanto gli addetti ai lavori che, come ti ripeto, stanno mettendo a punto gli ultimi accorgimenti per quanto riguarda il terreno di gioco, le tribune, quello che riguarda appunto l'impianto sportivo. Per quanto riguarda la squadra, come sai benissimo, il mister insomma c'è una bocca cucite, non sapremo niente fino ai minuti prima di scendere in campo. Ma scaramanzia non direi, perché l'ultima volta ne ha parlato a Castellammare abbiamo perso, quindi diciamo che cade questo discorso scaramanzia. Forse che c'è il calciomercato. Forse il calciomercato, non lo so, al momento il mister non ha rilasciato alcuna dichiarazione, vedremo cosa succederà nel corso della serata. Sentiamo Pier Giorgio Giorno, poi lasciamo andare Anna Franchino. Vai Pier Giorgio. Anna, che la vedo particolarmente infreddolita. Questa sera ci sarà una temperatura veramente da lupi, però gli 8 o 9 mila del Marulla poi sapranno come far riscaldare l'ambiente. Sì, infatti è previsto, questo lo voglio dire perché ci siamo preparati prima di venire qui allo stadio, è previsto un cielo nuvoloso ma senza precipitazioni, la temperatura si avvicinerebbe ai 7 gradi, insomma al momento c'è questo vento un po' fastidioso, ma abbiamo saputo attraverso alcuni, insomma, i nostri esperti meteorologi che il vento si fermerà e quindi insomma ci sarà un po' di freddo, come è giusto che sia nel mese di gennaio. Grazie. Ok, grazie ad Anna Franchino per questo contributo. Io vi restituisco la linea, ovviamente vinca il migliore. Ok, grazie Anna. Ok, grazie ad Anna Franchino allora per questo suo intervento dal San Vito Marulla. E allora io direi subito di andare, Stella, a vedere quelli che sono stati i risultati della prima giornata di ritorno in Serie B, nell'attesa appunto di questa sera del derby tra Cosenza e Crotone. Puoi andare, grazie. Sì, andiamo dalla regia. chiediamo alla regia. Allora, i risultati di Serie B. Abbiamo visto disputare Benevento-Pisa con un risultato 1-1, Chievo-Perugia 2-0, Cosenza-Crotone questa sera, Cremonese-Venezia 0-0, Frosinone-Pordenone 2-2, Juve Stabia-Empoli 1-0, Livorno-Virtus Entella 4-4, Pescara-Salernitana 1-2, Spezia-Cittadella 1-1, Trapani-Ascoli 3-1. E allora andiamo a vedere la videata con Luca Chito, che ringraziamo in regia, così come ringraziamo la camera Mario Scarpello e Francesco Camposara la messa in onda. Andiamo a vedere la videata appunto della classifica di Serie B. Troviamo al comando Benevento con 47 punti, a seguire Pordenone 35, Crotone 31, Virtus Entella 30, Cittadella 30, Chievo 29, Salernitana 29, Frosinone 28, Ascoli 27, Perugia 27, Juve Stabia 27, Pescara 26, Spezia e Pisa 25, Venezia Empoli 23, Cremonese 22, Cosenza 20, Trapani 18, Livorno 18. Ok, grazie, torniamo in studio. Allora Pippo, vogliamo introdurre praticamente la partita di questa sera. Anna Franchino è stata abbastanza esauriente, ci ha detto tutto o quasi, non sappiamo nulla per quanto riguarda invece il discorso Cosenza, perché poi sentiremo invece la conferenza stampa. Grazie al nostro Piero Rena, abbiamo estratto i passaggi più importanti, estrapolato i passaggi più importanti della conferenza stampa della vigilia appunto di Stroppa del Crotone. Per quanto riguarda invece il Cosenza, io ho visto un po' tutti i giornali sia regionali che nazionali, compreso il mio, il Corriere dello Sport, insomma i colleghi, chi inserisce un 3-4-3, chi un 3-4-1-2, chi un 3-5-2, considerato, come diceva Anna Franchino, che il Cosenza ha disputato, si è allenato a porte chiuse negli ultimi 3 giorni, e considerato che non c'è stata, come da un po' di tempo a questa parte, la conferenza stampa della vigilia, si brangola un po' nel buio, o no? Sì, si prendono in buio, ma ci sono 2 squadre che vogliono fare punti. Da una parte il Crotone vuole agganciare questa mini fuga anche
del Pordenone, che è salito a 35, quindi si allontana di 4 punti dalla posizione del Crotone, che ne ha 31, anche se il Benevento ha preso la fuga e è stato fermato in casa addirittura dal Pisa, che continua a fare punti che sono importanti per la lotta salvezza. Il Cosenza dal canto suo vuole fare punti perché la classifica è decisamente preoccupante. Terzultimo posto, come fa vedere la regia, praticamente a 20 punti, la zona play-out è a 2 punti con Cremonese ed Empoli, che non sono sicuramente le due squadre che lotteranno per i play-out. Abbiamo Cremonese a 22, Pippa a 23, poi Venezia. Esattamente, e poi il Pisa che si è un po' sganciato, è a 5 punti dalla zona rossa. Questo significa che bisognerà fare assolutamente punti questa sera in una partita che è come un derby, sono tutte partite che saranno probabilmente decise dagli episodi. Cosenza che probabilmente potrà portare delle novità in quel reparto dove sta soffrendo di più, cioè la difesa, con il probabile debutto di Schiavi al centro. Tu dici? Però il problema qual è? Che c'è davanti due persone molto alte come Maxi Lopez, come Simi e Messia, e probabilmente Capela potrebbe essere lui quello che andrà a marcare gli alti, però c'è sempre questo discorso. In settimana Braglia ha provato sempre molto spesso Schiavi al centro della difesa, ci sarà Legittimo, ci sarà Idda, bisogna vedere come e cosa ha deciso il tecnico, come anche schierare la squadra, perché dipende molto anche da che tipo di centrocampo schierà, se si schiererà i 5, schiererà i 4 con il trequartista dietro le 2 punte, probabilmente 3-5-2, sì, con Masciasci dietro, eventualmente una coppia che potrebbe essere Rivière o una maglia assicurata. Bisogna vedere un po' le soluzioni. Braglia ha tutti i giocatori a disposizione, tranne, come ha detto giustamente Anna, mancano sia Lazar, che poteva essere una freccia in più nell'arco di Braglia, e ovviamente il Cone che sta come dire, riprendendosi. Però dall'altra parte Stroppa ha tutti quanti a disposizione, gli manca solo Zanellato, quindi può mettere in campo la migliore formazione. Qual è il discorso? Che dopo le ferie il Crotone viene, fra virgolette le ferie, viene da 3 vittorie consecutive, non si sa mai come le squadre risponderanno in campo. Vedremo stasera. È una partita tutta da gustare, aperta a tutti i risultati. Io spero, ovviamente nel cuore come dire, mi aspetto qualcosa in più sicuramente dai lupi. Sentiamo Pier Giorgio Giorno. Allora, hai sentito l'analisi di Pippo Gatto, invece vediamo tu cosa hai scritto su Cosenza Pozzo e sul Lupi si nasce, che formazione hai dato e come inquadri la gara di questa sera. Poi, dopo la prima pausa pubblicitaria, vorrei ricordare agli amici che ci collegheremo con Crotone, con la redazione della Gazzetta del Sud, e sentiremo le ultime dalla viva voce della collega Claudia Berlingeri. Vai Pier Giorgio. Sì, Franco, hai detto bene tu e anche Pippo, è difficile capire con quale atteggiamento tattico Braglia intende schierare la squadra, anche perché è un mese che non parla, cioè noi l'abbiamo scritto, ne prendiamo atto, ma non condividiamo comunque questa scelta, perché soprattutto alla vigilia di un derby e in un campionato come la Serie B, dove parlano tutti gli allenatori alla vigilia del match, cioè non avere nemmeno un minimo di riferimento, un po' tutti noi brancoliamo nel buio e proviamo ad azzeccare la formazione. Quello che posso dire io è una partita molto importante, quindi secondo me Braglia avrà un atteggiamento un po' guardingo, cioè nel senso un 3-5-2 come ci ha abituato nelle partite importanti, magari con il recupero di Sciaudone, perché con un centrocampo a 5 Sciaudone io lo vedo chiaramente in campo, con un centrocampo a 4 non giocherebbe. Non giocherebbe, è vero. E quindi c'è da vedere, come avete detto voi, anche le stesse condizioni di Asensio. Pare, i ben informati dicono che sia arrivato già in discrete condizioni atletiche, sì. Quindi Braglia abbia già provato il tandem Rivière-Asensio, che sicuramente a partita in corso lo vedremo, così come c'è Pierini che scalpita, che sono diverse partite che vuole giocare dal primo minuto e sta trovando poco spazio. C'è da vedere, appunto, finalmente si è recuperato Canutè, ma il calciatore è più di un mese che non gioca, quindi non so se Braglia decida di continuare a dare fiducia a Bro come nelle ultime partite, oppure provare Canutè dal primo minuto,
e sa benissimo che non ha i 90 minuti nelle gambe. È un derby guardando la classifica è un testacoda, però sinceramente anche la Juve Stabia 2 o 3 domeniche fa era impelagata nella lotta per non retrocedere, ha fatto 2 vittorie consecutive e non solo si è tirata fuori dalla lotta per la ma addirittura è arrivata a un punto dai playoff. A dimostrazione, come guardiamo qui sulla regia, che la classifica è cortissima. Cioè, il Cosenza questa sera battendo il Crotone non solo sarebbe salvo, perché supererebbe sia la Cremonese e anche l'Empoli in virtù dello scontro diretto, quindi andrebbero, nel senso, vincendo stasera farebbe veramente un grossissimo passo in avanti. Poi è un derby, noi l'abbiamo visto all'andata, è stata una partita molto combattuta dove il Cosenza ha sfiorato la vittoria con un palo di Carretta che grida ancora vendetta, poi siamo rimasti in 10, il Crotone ha attaccato, però è finita 0-0. I derby, Franco, come l'anno scorso il guizzo di Embalo vengono decisi dagli episodi, chi sarà più bravo e fortunato a capitalizzarlo vincerà la partita. E allora Stella, c'è qualcosina? Aspetta, io comunque dovrei dare 2 notizie. La prima notizia riguarda la Serie B, il Pescara, perché dopo la sconfitta interna contro la Salernitana, Zauri, l'allenatore, ha rassegnato le dimissioni. Si parla di Gigi De Biagio, ex allenatore dell'Under 21 dell'Italia, che dovrebbe prendere il posto appunto di Zauri, che ha rassegnato mezz'ora fa, un'oretta fa, le dimissioni. Cambio anche in panchina per quanto riguarda la Serie C, le rende in particolare dopo la sconfitta di 3-1 a Terni. Tricarico e il suo staff sono stati sollevati dall'incarico. Abbiamo 3 nomi importanti per quanto riguarda la Serie C. Uno è quello di Pino Rigoli, l'altro è quello di Dionigi, ex allenatore, anche giocatore e allenatore della Regina, e l'altro è di mister Novelli, vero? Sì. Ex allenatore della Vigor Lamezia di qualche anno fa, quindi uno per la B, un cambio, mentre Muzzi per quanto riguarda l'Empoli dovrebbe restare al suo posto, così ha dichiarato appunto in tarda serata ieri sera appunto il patron dell'Empoli, Corsi. Allora, vai Stella. Abbiamo praticamente i risultati dei tabellini delle gare del weekend? No, una domanda per Pippo, mi dicevi, e per Giorgio, okay. Quelle arrivano dopo, vai. Pippo, le minori arrivano dopo. Ok, allora Pippo, la statistica è a favore del Cosenza. Su 7 gare giocate in B, 6 volte ha vinto il Cosenza ed un solo pareggio. La tua previsione? No, io non le ho mai date, sono da questo punto di vista. Lui non gioca. Sempre stato, no, non solo non gioco scommesse, sono sempre stato scaramantico, per me è una partita come tutti i derby aperta a tutti i risultati. Non do nessun. Sono scaramantico, l'ho sempre fatto. Anzi, mi arrabbio quando mi fermano per strada. Oggi mi dicono, oggi vinciamo 3-0, mamma mia. Allora è come Seccia, non me lo chiedete più, per favore, che sono scaramantico al massimo. Invece per Pier Giorgio abbiamo qualcos'altro, perché poi io vorrei andare a sentire appunto mister Stroppa, vai. Ok, Pier Giorgio, i tifosi sono in ansia per quanto riguarda gli acquisti del Cosenza. È arrivato solo Asensio, questo lo sappiamo tutti. Il 31 gennaio scade il calciomercato. Pensi che la società farà qualche altro movimento in entrata? Sì, chiaramente sì, Stella. Perché... giustamente Stella, siccome si è avvicinata al calcio da un po' di tempo a questa parte, vedendo insomma che le altre squadre si muovono, il Cosenza... sorge il dubbio. Giustamente è legittimo, no? La sua domanda è legittima, la sua domanda. Sì, ma non lo dico io, ma lo dice sia lo stesso Braglia che lo stesso Trinchera. Trinchera subito dopo il derby, già non so se nella serata di stasera o domani mattina, andrà a Milano chiaramente per cercare di completare l'organico. Litteri è stato sostituito numericamente da Asensio, che per me è un buon attaccante, scuola Genova, già lo ricordiamo in Serie B con diverse reti anche con l'Avellino e col Benevento stesso. Quest'anno a Pisa non ha trovato lo spazio che desiderava, anche perché qualcuno parla di problemi all'interno dello spogliatoio, tant'è che nelle ultime partite Asensio non è stato nemmeno convocato per scelta tecnica, se no il calciatore stava bene da un punto di vista fisico, quindi ha rotto proprio con l'ambiente di Pisa. Trinchera ha fiutato l'affare e comunque ha preso un buon giocatore che lo abbiamo visto l'anno scorso col Benevento, comunque quando entrava ha fatto anche 3 gol, quindi sicuramente è un giocatore
che non so se giocherà insieme con Rivière, ma comunque come sostituto di Rivière secondo me è un'ottima scelta. Il problema del Cosenza è poi il centrocampo, perché Conè si è infortunato, Greco non sta girando, Canutè stesso è appena rientrato, quindi infortuni al ginocchio. sì, credo che un paio di elementi sicuramente arriveranno dal centrocampo. Non a caso il Cosenza, Franco, non so se ci vuoi ritornare sulla vicenda di Omeonga, aveva concluso, sì, come no, l'acquisto dallo stesso Genova del prestito. La spieghiamo bene nella seconda parte. Sì, di Omeonga, il calciatore che è venuto qui nel momento delle visite mediche gli arriva poi una chiamata dalla sua ex squadra scozzese dell'Hibernian e quindi insomma è andato via. Ha fatto qualche passo indietro, più di un passo indietro. È un giocatore che era stato praticamente preso, accordo su tutto, però... Ti voglio fare una domanda a proposito del centrocampista, perché il Cosenza per andare su Omeonga ha tralasciato la pista Koulibaly. Sì. Io ho visto giocare il Trapani, ti devo dire che le squadre che mi hanno impressionato in questo fine settimana sono stati il Trapani che ha battuto 3-1 l'Ascoli e ieri sera ho visto un grande Pisa, grande perché praticamente al cospetto del Benevento forse avrebbe meritato i 3 punti. Quindi in questo momento sono in grande spolvero sia il Pisa che il Trapani. Koulibaly è andato a Trapani, ha cambiato la partita con un uomo in meno e addirittura è riuscito a fare 3 gol il Trapani. Sì. Koulibaly lo abbiamo tralasciato, è andato a Trapani, adesso senza Omeonga e senza Koulibaly. Dove può andare il Cosenza? Il problema, Franco, che ne abbiamo parlato anche a microfoni spenti, che il Cosenza aveva in pugno Koulibaly, poi l'ho lasciato andare via al Trapani perché appunto aveva incassato il sì di Omeonga, poi doveva scegliere tra lui e Omeonga e si è andato su Omeonga. Il gran rifiuto del calciatore ha fatto sì che non solo Omeonga ma anche Koulibaly non vestissero più la maglia del Cosenza. Quindi il Cosenza adesso andrà su un calciatore di queste caratteristiche. Io butto lì un nome così, cioè c'è Agua del non è male, Bari, Teofilus perché, Agua che gioca a Bari, ex rende. Sì, il Bari stesso ha appena potrebbe essere un profilo interessante. Sì, perché il Bari stesso ha appena preso dal Catanzaro Maita che gli era segnato. che era pure in trattativa con Cosenza, quindi essendo che adesso il Bari magari ha tanti centrocampisti, il Cosenza potrebbe andare su un tipo di centrocampista come Agua ex rende, che tra l'altro sia lo stesso Braglia e Trinchera conoscono bene per aver visto numerose partite del rende. Quindi si andrà su un giocatore, non dico che abbia un cambio di passo. non dico che prendiamo Agua, ma si andrà su un giocatore tipo Agua, da queste caratteristiche. Diciamo che il profilo potrebbe essere quello, sì. Anche come caratteristiche. Chiaramente, come dicevamo prima, c'è da vedere Schiavi nelle partitelle sta giocando, vedremo se stasera Braglia lo manderei in campo dal primo minuto o lo farei entrare a partita in corso, perché se no altrimenti il Cosenza deve anche andare su un difensore centrale, cioè se Schiavi non dà le giuste garanzie atletiche e tattiche è chiaro che il Cosenza poi dovrà prendere, oltre ai 2 centrocampisti, oltre ad Asensio, anche un forte difensore centrale. Grazie Pier Giorgio, non so se dalla regia abbiamo qualche minutino, altrimenti facciamo sentire Stroppa, non so se dobbiamo andare in pubblicità, vediamo se ci danno andiamo in pubblicità. Allora Stella, a te la parola. Va benissimo, andiamo in pubblicità, restate con noi, non cambiate canale. Allora, seconda parte di replay per questo lunedì 20 gennaio 2020. Allora Stella, io direi di andarci a collegare subito con la redazione della Gazzetta del Sud di Crotone con Claudio Berlingeri, in modo tale che sentiremo anche le ultime appunto da Crotone, quello che bolle in pentola, che intenzioni ha Stroppa secondo la Berlingeri che segue sempre con la Gazzetta del Sud, per la Gazzetta del Sud il Crotone. Vediamo un attimino quello che ci dirà per quanto riguarda le ultime sulla formazione. E io vorrei far intervenire anche Pippo. Pippo, per quanto riguarda il Crotone 3-5-2, lo sappiamo tutti, secondo te c'è in difesa questo discorso che riguarda uno tra Spolli e potrebbe giocare Marrone, quindi c'è questo dubbio. Intanto partiamo dalla difesa in attesa di sentire poi la collega Claudia. C'è Claudia? Ah, benissimo. Allora, dovremmo avere Claudia Berlingeri al telefono della Gazzetta di Crotone. Sì, buonasera Franco. Ciao Claudia. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao. Grazie per essere intervenuta. Grazie allora, a voi. sei pronta per questo grande derby? Prontissima, io la seguirò purtroppo da casa perché l'orario non mi ha permesso di poter venire a vedere dal vivo questo derby, però insomma a casa è tutto pronto. Ce le dai le ultime? Tu che hai seguito anche diciamo, gli allenamenti settimanali e la conferenza stampa di Mister Stroppa, poi abbiamo estrapolato qualcosina che faremo ascoltare ai nostri telespettatori. Dacci le ultime. Diciamo che ci sono tanti dubbi che
ti attanagliano Stroppa, che ovviamente e sicuramente in lui avrà già chiarito, però non si è voluto ovviamente sbilanciare. Sì. A partire dalla difesa, chiaramente si riparte dal 3-5-2 ormai consolidato. Già in difesa vi dico che potrebbe anche esserci una novità, la novità Curado, perché praticamente sono tutti recuperati, quindi Curado, Benali, Maxi Lopez, Spolli, solo Zanellato è ancora fuori, ne avranno per circa 20 giorni, quindi potremmo vedere come all'andata Golemic, uno tra Marrone e Spolli e Gigliotti sulla sinistra, ma c'è anche un ballottaggio tra Cuomo, Curado, con Golemic sulla destra, con Golemic magari rivoltato a sinistra, sì, perché ultimamente Gigliotti era stato lasciato in panchina. Quindi ci sono tante, insomma potrebbero già esserci novità a partire dalla difesa. Sì. A centrocampo dovrebbe tornare al primo minuto Benali insieme a Barberis e Crociata, mentre sugli esterni sono Molina, Mazzotta e Musacchi a giocarsi due maglie. Secondo me è più in vantaggio Mazzotta, ma perché diciamo potrebbe contenere meglio l'avversario. Mustacchio è molto più offensivo, per cui insomma potrebbe poi inserirlo nel secondo tempo. Però sono insomma per qualità e per caratteristiche sono molto vicini. In attacco dovrebbe esserci Simi Messias, perché Maxi Lopez è tornato ad una condizione accettabile, ha detto il mister, però insomma io non credo abbia i 90 minuti nelle gambe, però conoscendo Stroppa potrebbe pure farlo partire dal primo minuto e poi sostituirlo subito nella ripresa. Tutto può essere con il tecnico lombardo. Tutto può essere. Allora Pippo Gatto, vuoi intervenire così come per Giorgiorno con la collega? Alla fine i dubbi sono quelli là, praticamente se mettere o meno Spoglio al centro della difesa o lasciare Marrone, questo è quello che si è capito alla fine, e se potrebbe... E magari l'esterno di centrocampo. Il problema qual è? Che pure lui secondo me starà valutando quei giocatori che non hanno giocato ancora, non hanno ritmo partita, appena freschi da infortunio non penso che partino subito dal primo minuto, giusto? Esatto, penso anche io sia così, eccezione fatta per Benali. Vabbè, Benali è il cuore del centrocampo del Crotone, insomma. Esatto, poi io dico sempre che sappiamo tutti che quando si torna a giocare dopo una sosta è sempre un'incognita come la squadra scende in campo, infatti di questo era un po' dispiaciuto il mister, perché ha detto sì, la sosta ci ha permesso di recuperare gli infortunati, ma nello stesso tempo avevamo iniziato un ruolino di marcia importante, quindi insomma è stato un po' un peccato fermarsi. E quindi la speranza è quella di riprendere da dove si è lasciato. Sentiamo Pier Giorgio Giorno di Cosenza Post e Lupi si nasce. Sì, infatti volevo ricollegarmi proprio su questa cosa qui. Cioè, a Crotone temete di più la cabala o la tradizione che è a favore del Cosenza, o questa sosta di 20 giorni, visto che il Crotone prima della sosta stava viaggiando come un treno? Esatto, più la sosta sicuramente, perché c'è tanta voglia sicuramente di sfatare questo tabù, perché in B il Crotone al San Vito Marulla non ha mai vinto, quindi insomma, però la sosta sicuramente anche non solo in Serie B ma nella massima serie, in C, la Regina stesso, quindi bisogna poi riprendere, la ripresa è sempre un po' dubbiosa per tutti, quindi si spera che insomma questo mini ritiro e questi giorni in cui la squadra comunque ha lavorato molto bene possano far continuare quel percorso iniziato alla fine del girone d'andata. Senti, saranno, ci diceva la collega Anna Franchino, con la quale abbiamo appunto collegati poco fa in diretta dal San Vito Marulla, che dovrebbero essere 1 migliaio i tifosi del Crotone che questa sera arriveranno a Cosenza. I biglietti veduti sono stati 929 per l'esattezza, e poi chiaramente quelli del settore ospiti, poi magari in tribuna sicuramente ci sarà qualcun altro, sì, però sì, insomma 1 migliaio ci saranno.
Molti sono stati bloccati come me dall'orario e dal lunedì sera, quindi bene. insomma, Claudia, ce l'avevi già anticipato, se ricordi, in un altro collegamento telefonico, che forse tu non riuscivi ad essere qui a Cosenza per questo derby, quindi... Come, scusa, non ho sentito bene. Ci avevi già anticipato la scorsa settimana che forse tu non potevi essere qui a Cosenza oggi. Va benissimo. Ti ringraziamo per essere intervenuta e che vinca il migliore, dobbiamo dire, con te. Sempre, questo sempre. Buona continuazione. Grazie Claudia, grazie per il tuo intervento. Arriva una domanda dai social, Franco, dicono a luglio c'è stato un episodio simile al discorso Koulibaly e Omeonga, Magicos dice, ma vi ricordate quando avevamo Acostì in trattativa e poi è scappato Maras, che invece sta facendo molto bene a Livorno? Maras a Livorno si è fatto gol ultimamente. Le dinamiche del mercato sono quelle. Pensavamo anche al discorso Spinazzola-Politano. Ieri Spinazzola ha giocato con la Roma, è stato uno dei migliori in campo. Vabbè, molte volte, ma anche lo stesso, dinamiche del mercato. Anche Nzola, vi ricordate? Nzola ha firmato tutto quanto apposta, poi sono state trattative e all'ultimo momento sembra che c'è qualche regia non occulta, qualche combriccola che alla fine... Pippo, ti devi saper muovere, devi mantenere i rapporti, questa è la verità. E noi abbiamo sta di fatto che, guarda caso, abbiamo fiducia in Braglia, abbiamo fiducia in Trinchera, abbiamo fiducia sui giocatori che andranno in campo. Certo, sui social però giustamente quando il calciatore chiaramente ha deciso di prendere un'altra strada, se la sono presi con la società, insomma questa parentesi non mi è piaciuta, perché giustamente se uno non si trova al centro del campo... Succede nelle migliori squadre anche in Serie A, Carastella, succede anche in Serie A. Sì, Stella, ma noi l'abbiamo chiarito, cioè un calciatore non prende l'aereo dal Belgio se non è d'accordo su tutto. No, ma infatti... Il calciatore era d'accordo su tutto, sia sull'ingaggio, addirittura si era preso pure l'armadietto, quindi si doveva già allenare. Gli è arrivata poi una chiamata dalla sua ex squadra scozzese, si è rimangiato la parola, quindi non è colpa del Cosenza, l'aveva condannato da un punto di vista economico su tutto e per tutto, se ne è voluto andare il calciatore. Questa è la versione ufficiale. A proposito della domanda che ti ho posto poc'anzi, ci sono molti tifosi che ci scrivono: speriamo che Cosenza possa ritornare subito col DS Trinchera sul mercato per portare a casa un centrocampista esperto e di qualità, così come un difensore centrale di cui parlavate prima. Io penso, ma ne arriveranno almeno due centrocampisti. Sono operazioni che sicuramente in questa settimana, io penso che metteranno mano anche alla difesa, andranno poi... Bisogna capire, Franco, no? Sta difesa che sta prendendo tanti gol, vogliamo dare un correttivo e bisogna mettere un po', capire errori, chi deve restare e chi deve andare via. Errori grossolani che vengono fatti da giocatori che stanno lì per garantirti poi l'ultimo passaggio, nel senso che devono rafforzare la porta del mitico Perina, e poi alla fine all'ultimo minuto errori grossolani. No, benissimo. Non si accettano più, dai. Ok, allora andiamo a sentire subito Luca Chito, per cortesia mandami Giovannino Stroppa, sentiamo quello che ha dichiarato a proposito del derby di questa sera a San Vito Marulla con inizio alle ore 21. Stroppa Crotone, grazie. Siamo diciamo preparati a fare qualsiasi tipo di partita. Sappiamo l'importanza della partita, sappiamo che non è una partita nella quale non si gioca soltanto per se stessi, ma anche qualcosa in più anche per chi sta a casa o sugli spalti, e quindi c'è se vogliamo una motivazione in più, ma non mi piace neanche dirla in questa maniera, perché la squadra ha sempre motivazioni che vanno oltre a quelle che possono essere l'importanza del colore delle maglie. Sappiamo che comunque rappresentiamo Crotone in tutti i sensi. Il Cosenza lo conosciamo, l'abbiamo affrontato in queste stagioni, sappiamo benissimo le qualità dell'allenatore, sappiamo benissimo le qualità di questa squadra, nonostante abbia una classifica magari differente rispetto alla stagione scorsa. Quindi sappiamo quelle che potrebbero diciamo, essere le insidie di questa partita, e quindi noi d'altro canto abbiamo le nostre caratteristiche. Se il Cosenza e Braglia hanno delle caratteristiche ben precise, le abbiamo anche noi, quindi sicuramente bisogna metterle in campo, e come succede spesso in queste partite abbastanza delicate, gli episodi decideranno la partita.
E allora Stroppa diceva questo: se il Cosenza ha delle caratteristiche che noi rispettiamo, anche il Crotone ha delle caratteristiche che cercherà naturalmente di sfruttare al meglio e al massimo. Io intanto vi ricordo che domani ci sarà ancora replay, sempre alle ore 15, sempre in diretta da Teleeuropa Network. Quindi domani ci sarà il bis, il post derby. Partita. Post partita. Allora Pippo, vogliamo andare a commentare quello che ha detto mister Stroppa? Beh, alla fine Stroppa sottolinea l'importanza dell'incontro. Lui pretende ai suoi di continuare con questo passo. Vuole arrivare dove vuole arrivare. Stroppa l'anno scorso, ricordiamo, subì un esonero che probabilmente non era colpa sua, ma come si sa nel calcio paga sempre l'allenatore, beghe di spogliatoio alla fine lo hanno fatto saltare. Quest'anno che ha potuto lavorare con continuità, perché alla fine il Crotone della scorsa stagione, lo ricordiamo, ritorno a Cosenza, era già una squadra bella quadrata, ha continuato su quell'organico e ha integrato alla grande, e il risultato è che adesso c'è una squadra molto più competitiva, è una squadra quadrata, non solo, e in questo terzo posto che ambisce al salto diretto che al momento è a 4 punti, lo dicevamo prima. Il Crotone a 31 punti vorrebbe, come dire, agguantare più su la classifica. Ursino non lo nasconde, l'ha detto anche in settimana e ha parlato. Il derby ha perso tutti i risultati, bisogna vedere un po' le caratteristiche dei due allenatori, perché sono 2 allenatori che di calcio ne capiscono tutti e due. Bisogna vedere un po' come si affronteranno. Certo è che il Cosenza dalla sua ha delle specifiche, lo ha sottolineato Stroppa, che sono quelle della velocità, dell'imprevedibilità, mentre lui punta molto di più sulla fisicità e sulla fantasia anche di Benale. Bisognerà vedere un po', è una gara che sicuramente è un piatto forte della Serie B di questa settimana. A mio avviso si annuncia come una delle gare che dovrebbe essere una delle gare più belle, dove si giocherà a calcio, ci sarà da divertirsi, quindi è anche un invito a venire allo Stadio Marulla a guardare l'incontro. Pier Giorgio ha fatto un passaggio Stroppa che adesso ha ribadito, è entrato nell'argomento anche Pippo Gatto. Il Cosenza con delle buone individualità può trovare la giocata vincente col Baez, con il Rivière, il Crotone più un gioco di squadra più, diciamo, come dire, marcato, ecco, un gioco di squadra più marcato. Sì, ma ha detto bene Stroppa, che è un allenatore che quando parla pondera bene le parole, perché evidentemente lui si ricorda molto bene la gara del Marulla dell'anno scorso, dove appunto lui ha detto un derby che potrebbe essere deciso dagli episodi. L'anno scorso è stata una partita molto equilibrata, decisa dal guizzo di Embalo, quindi il derby è bravo chi episodi. Come quell'episodio, tra l'altro ci sarà lo stesso arbitro a Battista che ha annullato il gol al 92esimo al Crotone, cioè perché appunto gli episodi, se il guardalinee non avesse sbandierato, il Crotone proprio last minute avrebbe raggiunto il pareggio. Invece il derby è stato deciso appunto dal guizzo di Embalo. Ci scrivono alcuni tifosi del Crotone che non è piaciuto questo arbitraggio, però Stroppa in maniera elegante ha detto... Poi in Vindeconti il gol non l'ha nemmeno annullato l'arbitro, ma è stato il guardalinee che non è andato a centrocampo, perché mentre l'arbitro stava andando a centrocampo il guardalinee è rimasto con la bandiera alzata. A questo discorso, alla domanda sull'arbitro a Battista di Molfetta gli è stata fatta da alcuni colleghi, Stroppa ha risposto: per me è uno dei migliori arbitri della categoria. Sì, ma infatti sì. No, ma è uno dei migliori. Il gol è stato annullato dal guardalinee che non è andato al centrocampo. Dove si può decidere secondo te, Pippo? In mezzo al campo questa partita, al di là degli episodi? Bravo, fondamentalmente alla fine il discorso è nel centrocampo. Centrocampo a 3 con Benali, Barberis, signori miei, grande qualità, grande tecnica. Grande velocità, anche il Crotone ha le sue frecce nell'arco. Sia gli esterni, bisogna vedere se fa giocare a Mazzotta, se fa giocare... bisogna vedere le scelte che fa. Giustamente prima sottolineava la collega di Crotone che bisogna vedere se vuole contenere sulle facce, se vuole spingere per spingere il Cosenza a tenere bassi i suoi, o se il Cosenza alzerà i suoi sugli esterni. Bisogna vedere come impostano la partita tutte e due, perché puoi giocare sugli esterni, puoi giocare al centro, dipende come viene. A mio avviso il centrocampo Crotone è un buon centrocampo, ma il Cosenza non è da meno. Non è da meno. Assolutamente, con tutti i giocatori in forma, il Cosenza c'ha pure bei numeri. Pier Giorgio. Per me, Franco, come vedo io il derby, come lo inquadro, 2 giocatori a mio avviso potrebbero decidere il derby con le loro giocate. Cioè? Uno, Baez del Cosenza, come
come fece l'anno scorso con il Guizzo, l'assist per Embolo, e l'altro è Messias del Crotone. Cioè sono due giocatori che in determinati momenti della partita te la possono spaccare. Quindi per me io vedo in Baez e Messias i due aghi della bilancia, cioè nel senso chi magari avrà più estro e ci metterà più tempra, cioè da una di queste giocate potrebbe venire l'episodio che decide il derby. E allora ricordiamo i diffidati per quanto riguarda il Cosenza: in diffida Perina, in diffida Monaco, in diffida Dorazio. Per quanto riguarda il Crotone l'unico diffidato è Simi. Stella, allora vogliamo cambiare discorso? Mi pare che ci sia qualcosina che riguardi le giovanili del Cosenza nel frattempo. Sì, intanto saluto, intanto che prendo le giovanili. Salutiamo intanto Aldo Cennamo, Aldo che è sempre in giro, indaffarato, probabilmente domani sarà con noi. Lo salutiamo. Volevo Aldo anche Cennamo salutare, perché ho spiegato che non sto lì a fare i nomi perché scrivete veramente in tanti. Volevo salutare tutti gli spettatori che da Amantea ci stanno seguendo. Benissimo. Mi hanno mandato gli amici di Amantea, un saluto pure a loro. Un saluto a loro. Allora, andiamo a vedere le giovanili del Cosenza. Bugiardo lo 0-5 con cui l'Under 15 viene sconfitto dalla Roma, campione d'Italia in carico. Positivo il giudizio anche per l'Under 16. Pronti via, la squadra di mister Carnevale passa subito con un colpo di testa inmischiati d'Amico. Il vantaggio dei padroni resiste fino al quinto minuto della seconda frazione di gioco, quando Pagano pareggia i conti. I capitolini, allenati dall'ex capitano dei Lupi Agnello Parisi, continuano a spingere e vanno poi a bersaglio altre 2 volte con fulvi e faticanti. La domenica si chiude però in bellezza con il successo dell'Under 17 contro il Pescara. Questa era l'unica notizia che avevo delle giovanili. Benissimo, allora Pier Giorgio, tu c'hai qualcosina, qualche altra notizia? Sì, al momento sono 7.003 compresi gli ospiti, quindi si va verso le 8 o 9.000 che avevamo detto quindi prima. Quindi al momento diciamo che nel primo pomeriggio... compresi i 1.000 di Crotone, però mancano ancora... Mancano praticamente 5 ore. Secondo me si potrebbe arrivare, se la media è questa, almeno sugli 8.500-9.000. 9.000 spettatori, sì, se la media è questa... Compresi quelli di Crotone. Vabbè, se sono 1.000 quelli di Crotone, 1.000 mi pare 1.700 e qualcosa gli abbonati, quindi insomma poi diceva anche dal punto di vista della meteorologia non dovrebbe piovere, meglio così. Allora Pippo, hai sentito il discorso delle giovanili e Agnello Parisi si è tolto un sassolino con la sua Roma e ha letto poc'anzi, lo salutiamo. Peccato Agnello. La primavera, una partita rocambolesca. Perso 4-3 l'ultimo minuto. Col Pisa, guarda caso, col Pisa. È incredibile perché ha fatto una grandissima, bella partita. Allora, Pier Giorgio, ci chiedono Crotone cosa si potrebbe muovere nel discorso del mercato invernale. Guarda, sul Crotone dobbiamo... Vido ieri l'ho visto che ha giocato con il Pisa. Io sapevo che dovevano muoversi a centrocampo, avevano chiesto Memushai al Pescara e Deli, però ancora è lì che andrà a intervenire. Volevo chiederti di Pettinari, perché se dovesse andare via Pettinari al Trapani, Pettinari, non so, Trapani... radiomercato, anche Gianluca Di Marzio diceva che era un passo dal ritorno a Crotone. Oggi, dopo la doppietta che ha fatto il calciatore in casa, il Presidente l'ha dichiarato incedibile, cioè ha detto Pettinari è ben felice di muoversi, anche perché pare che avesse già un accordo di massima per il ritorno a Crotone, sia Pettinari che Deli, come abbiamo detto, però al momento sembrano essere 2 trattative congelate, quindi poi da martedì in poi, come abbiamo detto Franco, il mercato sia per il Cosenza che per il Crotone sarà in continua evoluzione e sarà un rincorrersi di nomi, cioè come avviene sempre. Però i nomi caldi questi erano, anche se le dichiarazioni del Presidente del Trapani su Pettinari bloccano sia gli entusiasmi sia del Crotone che del Pescara stesso, che aveva chiesto il giocatore. Mi scrivono un po' di amici qui, come mai tanta gente, visto che avete parlato di Koulibaly, vanno a Trapani, hanno preso 7-8 giocatori, e a Cosenza sembra così difficile portare a casa un giocatore di qualità come il Koulibaly, o magari avevano preso Luperini prima, o magari hanno preso poi ultimamente quel Sou. Insomma, a Trapani la gente scappa, a Cosenza invece Casasola ci vuole pensare, ci sono le sirene praticamente spagnole, Omionga viene, ci ripensa, fa 3 passi indietro, se ne va. Abbiamo detto che tu avevi Koulibaly e purtroppo si è accasato al Trapani. Insomma, ci sono delle squadre che riescono a muoversi con più facilità. Io questo volevo rispondere a questi ragazzi. Tu forse sei più parlando proprio del Trapani, ma può essere una mia impressione anche sbagliata. Per me il Trapani sta provando a fare il canto del cigno, cioè nel senso sta prendendo tanti giocatori perché sa che comunque è una situazione di classifica difficile.
in società non si sa chi comanda, perché prima parla... Adesso sembra che ci sia il sindaco. Nel senso, prima parla il presidente, poi c'è il sindaco, poi c'è un'altra cordata, quindi non vorrei che il Trapani ha preso tutti questi giocatori, però poi dobbiamo poi controllare se questi giocatori poi tra un mese o due vengono poi pagati, Franco. Abbiamo capito. No, nel senso, perché non vorrei, da quello che saremo vigili perché questi hanno fatto poi arrivano i punti di penalizzazione. Come il Padova dell'anno scorso hanno fatto. Ma come il Palermo, abbiamo visto il Palermo dell'anno scorso. Allora continuiamo dopo, noi andiamo qualche secondo in pubblicità. Terza ed ultima parte di Replay. Allora io vi ricordo che domani saremo nuovamente con voi, domani martedì 21 di gennaio ci sarà il post derby sempre qui da Teleeuropa Network, sempre alle ore 15, vero Stella? Sì, sempre Replay, ore 15 qui in diretta, non mancate domani. E allora andiamo subito a vedere quello che è successo in Serie C. Dicevamo della sconfitta interna del Catanzaro, così come quella della Vibonese. Ha vinto invece la Regina in trasferta a Bisceglie per 2-1, ha perso il Rende per 3-1 a Liberati di Terni, e il Rende che sta per cambiare allenatore, lo abbiamo detto all'inizio, non c'è più Tricarico col suo staff. Sono 3 i nomi, Stella, mi pare che li avevi segnati, sì, no? Sì, 3 assolutamente, di sono 3 i nomi ma non abbiamo la certezza: Pino Rigoli, Dionigi o Novelli. Novelli. Uno di questi 3 dovrebbe essere il prossimo allenatore del Rende, che dovrà giocarsi naturalmente la salvezza per la squadra biancorossa, mentre Zauri, lo ripeto ancora una volta, allenatore del Pescara, ha rassegnato nel primo pomeriggio le dimissioni. Allora si sta scegliendo il nuovo, Sebastiani sta scegliendo il nuovo allenatore, si parla dell'ex CT dell'Under 21 dell'Italia di Biagio. Allora andiamo a vedere subito la Serie C. Vai, i risultati della classifica di Serie C la richiediamo alla regia. Risultati: Bari Rieti 5-2, Bisceglie Regina 1-2, Casertana Francavilla 1-1, Catania Potenza 1-1, Catanzaro Monopoli 1-2, Paganese Sicula Leonze 0-0, Picciarno Viterbese 0-1, Teramo Avellino 1-0, Ternana Rende in posticipo. No, Ternana Rende si è giocata 3-1. Vibonese Cavese 0-1. La classifica di Serie C: troviamo al comando la Regina con 52 punti, a seguire Bari 43. Con la Ternana 43, Monopoli 40, Potenza 40, Catanzaro 32, Teramo 31, Catania 30, Cavese 28, Viterbese 28, Paganese 28, Vibonese 27, Avellino 27, Casertana 27, Francavilla 24, Picerno 20, Bisceglie 14, Rende 14, Sicula Leonzia 12, chiude la classifica Rieti con 8 punti. Ok, allora abbiamo visto i risultati. Io prima di andare a parlare e introdurre la Serie C, direi di andare a vedere quello che è successo con gli highlights appunto in questa giornata. Allora preghiamo la regia di mandare in onda gli highlights della Serie C. Grazie Luca Chito. Un altro segnale che questo è l'anno buono per la Regina, che evita la seconda sconfitta consecutiva grazie a una rimonta che cancella lo svantaggio iniziale subito a Bisceglie. Terreno di gioco da incubo e padroni di casa, aggressivi e subito vicini al vantaggio con Ebagua che di testa colpisce il palo. I pugliesi insistono, dopo un altro tentativo a vuoto, siglano la rete dell'1-0 con lo stesso Ebagua che stoppa e conclude a rete battendo Guarna. La reazione di Amaranto non produce effetti degni di nota fino al secondo tempo, quando Corazza dal dischetto ha l'occasione per pareggiare i conti. Il bomber Amaranto però coglie la traversa e per la Regina crescono i timori di non riuscire a spuntarla. Il finale però è tutto a favore degli ospiti, che a 3 minuti dal termine trovano il gol con lo Iacono che svetta bene di testa superando il borghetto. La Regina prova a vincere e ci riesce. Il secondo calcio di rigore è per Denis, che non lo spreca mantenendo intatto il vantaggio sulle inseguitrici. Perde terreno il Catanzaro, che cade in casa con il Monopoli. I giallorossi soffrono l'avvio veemente della squadra di Scienza, ringraziano Di Gennaro, decisivo in 2 occasioni, ma reggono e passano in vantaggio con Fischnaller che di destro buca Antonino. Nella ripresa ancora un avvio a razzo del Monopoli, che però è letale negli ultimi minuti. Prima Fella sfrutta al meglio l'assist di Donnarumma e insacca al volo per il pari. Poi, nuovo entrato Cuppone, manda in tilt la difesa calabrese, siglando la rete che serve a espugnare il Ceravolo. Anche la Vibonese cade in casa. Dopo un primo tempo giocato all'attacco e caratterizzato da diverse occasioni fallite, la squadra di Modica si spegne nella ripresa e subisce il ritorno della Cavese, che crea 2 occasioni nitide, concretizzando la seconda con Spaltro. Nel finale espulso Bubas per uno spintone rifilato a Matino.
sconfitta annunciata per il Rende a Liberati. La Ternana segna il primo gol vantaggiato dopo 12 minuti di gioco, poi raddoppia Partipilo al 16esimo, nella ripresa la punizione magistrale di Mammarella per il Tris Umbro e la rete sul calcio di rigore trasformata da Vito Francesco che fissa il risultato sul 3-1. E allora, abbiamo visto anche la sconfitta del Rende, lo ribadiamo, saltata la panchina di mister Tricarico insieme a mister Guardia. Allora in questo momento il presidente Coscarella sta praticamente consultando alcuni allenatori, ve l'ha detto poco fa Stella Battaglia, si parla di Pino Rigoli che ha allenato già il Cosenza in Serie D qualche anno fa, esatto, poi di Novelli, ex allenatore della Vigor Lamezia, e anche di mister Davide Dionici. Allora, volevo ricordare ai telespettatori che praticamente la Serie C si gioca il 22 gennaio. Quindi dopodomani torna in campo, c'è il turno infrasettimanale in Serie C. Abbiamo il prossimo turno della Serie C, troveremo in campo alle 14:30 Pisarno Cavese, poi Catania Avellino, Paganese Viterbese sempre alle 15, dopodiché Teramo Catanzaro alle 18, 18:30 Viterbese Monopoli, Bisceglie Rende, alle 20:45 saranno in campo sempre il 22 gennaio mercoledì Casertana Potenza, Bari Sicula Leonzio, Regina Virtus Francavilla e Ternana Rieti. E allora andiamo a vedere, Pippo, parliamo un po' di questa vittoria della Regina che dopo la sconfitta per 3-0 a Cava dei Tirreni praticamente si è subito rifatta, anche se sui titoli di coda quasi, dopo 8 minuti di recupero che ci stava tutto, il recupero è riuscito a segnare con Dennis su calcio di rigore. Un altro calcio di rigore lo aveva sbagliato Corazza che ha mandato il pallone a baciare la traversa. Beh, che vuoi dire, la Regina ha 9 punti, prima erano 10, gli hanno rosicchiato uno solo, ha 9 punti di vantaggio. Qual è il discorso? Che nel girone di ritorno, un po' anche come tutti i campionati, la Serie C cambia volto perché chi si deve salvare ci butta, come dire, il cuore fuori oltre l'ostacolo. Lo ha fatto la Cavese che ha battuto addirittura la Regina 3-0 in casa e ieri si è ripetuto andando a fare il blitz addirittura a Vibo, e dobbiamo anche dire che il Bari insegue lì praticamente a 9 punti, sta lì, come dire, sperano un po' di un calo della Regina. Difficile il calo della Regina per il semplice motivo che 9 punti sarebbero 3 partite di fila da perdere e da qui, come dire, a fine campionato ce ne corre. Però come tutti sanno, mister Toscano mette le mani avanti, ha detto abbiamo imparato da questa sconfitta, abbiamo fatto l'esperienza della sconfitta 2 domeniche fa. Adesso la vittoria al 90esimo, anzi al 98esimo, fa significare che questa squadra ci crede fino all'ultimo e non molla. Il Monopoli continua la sua marcia, pensa, lo ricordiamo in precampionato, addirittura batté il Cosenza nelle amichevoli. Il Monopoli ci crede, continua a correre, così come Potenza e Ternana che sono lì a insediare questo secondo posto che comunque è un po' come dire, 9 punti, lo ripeto, sono tanti da recuperare. In fondo alla classifica, Franco, c'è questo discorso. Bisogna capire, il Rieti ha avuto già 5 punti di penalità, si aspetta un'altra penalità per la Sicula Leonzio, stesso discorso col Catania che dopo che è andato via il direttore sportivo è successo un po' di tutto. Lo Monaco sono stati via i migliori giocatori, praticamente è stato quasi smantellata quella squadra. Bodi è finita a Trieste. Assolutamente sì. Pippi, arriva adesso, scusami se ti interrompo, arriva adesso dal collega che salutiamo, Francesco Pirillo, il comunicato del Rende Calcio di cui parlavamo poc'anzi. Si è dimesso il tecnico Raffaele Guardia, quindi anche qui dimissioni, sollevato dall'incarico anche tutto lo staff. Il Rende Calcio comunica che in data odierna sono state accettate le dimissioni del tecnico della prima squadra Raffaele Guardia. Contestualmente sono stati sollevati dall'incarico l'allenatore in seconda Andrea Tricarico, il preparatore atletico Armando Fucci, il preparatore dei portieri Daniele Lanza ed infine il collaboratore tecnico Argentino Vilardi. La società, nel ringraziare per il lavoro svolto, augura le migliori fortune professionali per il proseguo della loro carriera. Il nome del nuovo responsabile della prima squadra e del suo staff saranno comunicati, conclude il comunicato del Rende Calcio, nelle prossime ore. Quindi l'abbiamo anticipata, Pippo, è arrivata l'ufficialità. Per chiudere il discorso, nel girone C, come in tutti i campionati Serie C, Serie B, sono poi le squadre che devono salvarsi che fanno la differenza. Guarda Bisceglie che ha 14 punti,
ha messo in difficoltà la Regina, c'era riuscita, vinceva 1-0, poi la Regina all'88esimo e 98esimo ha ribaltato la partita negli ultimi 10 minuti. Come in tutti i campionati alla fine la si decide fino all'ultimo minuto di recupero, ma questo è il calcio, molte volte le squadre mollano alla fine, non è così, la Serie C lo dimostra anche se è tutt'altro campionato, molto più, come dire, grintoso rispetto alla B, che è molto più tecnica, però bisogna anche dire che la Regina ha una signora squadra, ha migliorato, ha costruito per la stagione successiva, probabilmente già c'è un mezzo assetto da Serie B. Bisognerà vedere un po' se riuscirà nel girone di ritorno ad affrontare queste gare, perché come tutti sanno, per salvarsi tutti quanti dietro la palla, 11-10 in difesa, vai a fare gol, vai a segnare. È successo Pier Giorgio, nel prossimo turno, come dicevamo, che si giocherà dopodomani, ossia il mercoledì 22 gennaio, la Regina di Mimmo Toscano, che salutiamo, incontrerà mercoledì alle 20:45 la Virtus Francavilla. Giocheranno in casa sia il Bari che la Ternana. La Ternana incontrerà il Rieti, sempre alle 20:45. Perché il recupero, quella che abbiamo fatto vedere noi, non è la gara. Esatto. Questo è il recupero della gara che non è stata giocata per lo sciopero. Esatto, e l'hanno recuperato. L'hanno recuperato in calendario a metà Invece settimana. quello che abbiamo fatto vedere noi è la gara che si giocherà domenica. E quindi, caro Pippo, stavo dicendo all'amico Pier Giorgio Giorno che giocherà la Ternana contro il Rieti, la Regina contro la Virtus Francavilla, il Bari contro la Sicola Leoncio. Ho una domanda per Pier Giorgio proprio riguardo questo. Benissimo, vai allora. Allora, Pier Giorgio... Ci ha anticipato, hai visto? Ci ha anticipato. Allora, Pier Giorgio, la Regina dopo la sconfitta di 2 settimane fa a Cava, penso che l'hai vista, ha ripreso a marciare vincendo in trasferta ieri a Bisceglie. Hanno fatto le stesse cose Bari e Ternana. Sarà una corsa a 3 o secondo te la Regina è già in Serie B? Allora, essere già in Serie B non direi, perché ce l'ha insegnato pure lo stesso Braglia con l'Alessandria 3 campionati fa, aveva un vantaggio di 9 punti sulla Cremonese, e all'ultima giornata è salita proprio la Cremonese in un testa a testa entusiasmante. E certamente la Regina ha un buonissimo vantaggio da gestire, però molto secondo me dipenderà dagli scontri, cioè quando la Regina andrà a affrontare sia la Ternana che il Bari. Cioè se in quella partita la Regina... Il Bari andrà a Reggio però, sì, mi pare pure la però Ternana. se in quelle partite la Regina non dovesse perdere, cioè mantenere, allora possiamo dire che la Regina è un piede e mezzo in Serie B. Discorso diverso se il Bari va a vincere a Reggio o la Ternana stessa in quelle partite vanno a fare lì il colpaccio, allora si riaprirebbe il campionato. Noi conosciamo Mimmo Toscano, che è un allenatore che sta sempre sul pezzo, abituato a certi tipi di pressione, abituato a vincere anche questi campionati, quindi siamo sicuri che la Regina, anche col mercato che ha fatto, poi lo possiamo anche dire, c'è anche una buona stella, perché tantissime partite le sta vincendo proprio oltre il 90esimo, quindi oltre ad avere anche una buona squadra è anche un po' fortunata, quindi un mix, aiuta gli audaci, un mix giusto per arrivare fino al traguardo finale. Infatti ieri io leggevo i social sia da Bari che da Terni, quando hanno visto il gol della Regina proprio all'ultimo sono rimasti un po' basiti, perché avevano fatto la bocca buona, invece la Regina sempre sui titoli noi siamo di per coda. le squadre calabresi. Pippo, questa sconfitta del Catanzaro, è andato via Maita, va a Bari, Maita segna e consegnano 5 gol a Rieti, entra successivamente, non dall'inizio. Catanzaro che perde 2-1 in casa contro il Monopoli di Scienza, che si sta dimostrando una squadra, voglio dire, tutto sommato all'altezza della situazione in questo campionato di Serie C, il Monopoli. Lo accennavo prima, il Monopoli l'abbiamo visto a San Giovanni in Fiore, che era già in palla quando c'era Roselli che lo guidava, ha battuto il Cosenza in amichevole, ed era una squadra che come dire, dimostrava di voler fare un campionato importante. Lo sta facendo il campionato importante, i punti li sta facendo. Scienza ha raccolto un po', ha messo insieme questa squadra, gli ha dato dell'aggressività. Maita dispiace, perché Cosenza sarebbe stato un ottimo acquisto per il centrocampo, poi alla fine Greco non è voluto scendere di categoria, giustamente a Catanzaro c'era anche il problema dell'ingaggio da risolvere, insomma tanti problemi che hanno fatto saltare la trattativa che sarebbe potuta finire a Cosenza. Maita ha elevato un giocatore che è importante. Qual è il discorso? Grassadonia ha un suo modo di vedere, e questa squadra è stata disegnata con il gioco che piace fare ad Auteri. Grassadonia gioca in tutt'altra maniera, vuole un play che un po' più compassato, parte da dietro, esattamente, e alla fine un po'
paga finché non riassesta la squadra così come la vuole l'allenatore, paga questo prezzo perché deve fare di necessità virtù, che con i giocatori che ha fare il suo gioco, e di solito l'allenatore non fa questo, l'allenatore in base ai giocatori che ha a disposizione fa il gioco per come si può fare, per tirare al massimo le capacità. È successo così, anche se poi nel finale bisogna dargli tutte quante le attenuanti, anche se il Catanzaro, come dire, recrimina un po', però alla fine l'importante è che rimane nell'ambito dei playoff. Non dimentichiamoci che 2 anni fa il Cosenza andò in Serie B, era negli ultimi posti disponibili per i playoff. La prossima Bisceglie Rende, voleva aggiungere qualcosa? Sì, Giorgio? Continua a segnare questo Fella, che è un elemento molto... Che aveva attenzionato anche Cosenza, sì. No? Sì, è un elemento magari attenzionato non solo dal Cosenza, ma da diverse squadre di Serie C, di Serie B, perché quest'anno in C sta segnando con una regolarità buona, e quindi anche ieri a Catanzaro ha segnato con lo stesso Cuppone. Io ho visto le pagelle 7-7,5. No, segna, io lo sto guardando alcune partite, è un attaccante che ha sia fisico, tiro, secondo me in prospettiva è un elemento da seguire, perché in genere quando i gol tu sei abituato a farli in C, poi li fai anche in B. Dimmi un po' di questo mercoledì, di questo Bisceglie Rende che ci sarà il nuovo allenatore. Infatti io leggevo pure tramite amici rendesi che la partita a Terni non era loro si concentravano proprio su questa partita, perché è una partita che vale 6 punti, esatto, perché è uno scontro diretto in piena regola. Qualora il Rende dovesse vincerlo o non perdere, comunque la classifica si farebbe interessante. Il Rende sa qual è il proprio obiettivo, sa che dovrà lottare fino all'ultimo sia per la salvezza che per evitare i play-out, e c'è da vedere, come ha detto lo stesso Pippo, in Serie C ogni anno dopo febbraio iniziano i punti di penalizzazione per diverse squadre, quindi il Rende è con il bilancio a posto, pure che gioca magari con 4 giovani, però i conti sono in regola, e quindi quando i conti sono in regola è facile che a fine campionato poi di raffe poi riesce a salvarsi. 14 sarà uno scontro con 2 squadre a 14 punti per entrare. Se il Rende dovesse vincere, fa un balzo, andrebbe a 17 punti, mettendo anche nel mirino lo stesso Picerno. Questo del Picerno che gioca a Potenza. Quindi è una partita importantissima per il nuovo allenatore del Rende, che non sappiamo se sia Rigoli, sia Dionigi. Pare che è fatta per oppure Novelli. Sì, ce lo comunicheranno nelle prossime 24-48 ore. Benissimo, allora torniamo a bomba, Pippo, allora mancano poche ore, torniamo naturalmente a parlare di questo, per le ultime battute di replay, di questo Cosenza-Crotone. Abbiamo già detto tutto, vogliamo fare, come dire, un riassunto di quello che è stato anticipato e detto nella prima parte di replay. Per quanto riguarda appunto il derby, stiamo aspettando poi più tardi. Dovrebbe essere una partita di 2 squadre che si affronteranno a specchio, molto probabilmente 3-5 tutte e 2 le parti. Questo è un po' come dire, per bilanciare i valori in campo, quantomeno per non dare vantaggio all'avversario. Bisogna vedere chi vorrà fare la partita più aggressiva rispetto all'altro, però io penso che sarà comunque una partita combattuta, anche perché i valori in campo sono importanti, le 2 squadre hanno tutte e 2 obiettivi importanti, mirano a fare punti, a fare una buona gara, e a mio avviso può essere anche Pippo, te lo posso fare una domanda tornando al discorso di Braglia che hai parlato tu? Sarà un discorso scaramantico quando abbiamo appena iniziato? Io penso questa domanda ad Anna Franchino, tu che conosci molto bene Braglia, io lo conosco pure, forse meno di te, ogni tanto qualche battutina eccetera. Perché secondo te ha scelto questa via d'uscita? Di non presentarsi più alla vigilia alla stampa? Ma io penso che fondamentalmente è tutto come dire, incentrato sul calciomercato, e molto diplomaticamente la società non vuole che magari venga coinvolto, vista la sua animosità, lo sappiamo, Braglia non se le tiene, le cose le dice. Animosità toscana. Sì, ma anche lui stesso penso per i giocatori della sua squadra, probabilmente penso che abbia fatto delle scelte, e fino a che non si definisca il tutto, anche perché qualcuno dei colleghi mi dice, qualcuno dei colleghi mi scrive, Franco, ma non ci vorrebbe un maggiore, come dice qua?
per la stampa, maggiore rispetto. Sicuramente sì, Franco, questo sfonda una porta aperta. No, io... sicuramente sì, io sono stato 15 anni assolutamente. vicepresidente dell'Ussica, Pippo, Unione Stampa Sì. Sportiva Italiana, e allora so come vanno le cose nel calcio. Ma Per cui coinvolgi è chiaro che accettiamo ma non condividiamo assolutamente. Coinvolgi praticamente tutto un modo di fare societario. E se non andassimo noi alle conferenze stampa di Braga quando riprenderà? Ho capito Franco, però Mi dai una risposta? Sono scelte, come si dice, qualcuno mi scrive così. Per non nuocere all'ambiente, anche perché a mio avviso in questo momento il Cosenza è di protezione, il Cosenza, non dimentichiamolo, è terzultimo in classifica e meno polemiche si fanno e meglio è anche per l'ambiente. Io ti ho detto quello che mi hanno Io scritto penso i che il colleghi. problema fondamentale è che questo qui, che alla fine si sta facendo di tutto per Benissimo, siamo tenere d'accordo. tutto quanto l'ambiente unito. Pier Giorgio, 30 secondi e chiudiamo. È un discorso lungo quello che hai iniziato. Cambiamo discorso, parliamo solo del derby. Sì, Franco, sul derby io sarà la solita partita che abbiamo visto sia all'andata sia l'anno scorso, con diversi falli, espulsioni. Io ricordo anche lì a Crotone quando abbiamo vinto con l'espulsione sia di Maniero, sia anche qui nello stesso derby nei minuti di recupero. Quindi sarà quella partita sgorbutica, maschia, e come ha detto Stroppa, vincerà la squadra che sarà riuscirà a capitalizzare l'episodio giusto. Sì, perché poi è fatto di episodi, il fallo, il calcio d'angolo, il rigore. Benissimo. Questo è. Siamo giunti ai titoli di coda. Vai Stella. Sì, dobbiamo salutare e ringraziamo i nostri ospiti in studio, Pier Giorgio e Pippo Gatto, che hanno accettato il nostro invito. Mi raccomando, stasera tutti al Marulla alle ore 21 a vedere il grande derby calabrese. Ringraziamo Franco Segreto per la trasmissione e con replay ci rivediamo domani in diretta alle ore 15, sempre su Teleeuropa Network, canale 10 del digitale terrestre. E a Pippo lo vedremo invece venerdì prossimo per Anteprima Sport, Sì. vero? Venerdì prossimo alle 12.30 su TEN, in replica alle 19.30, Anteprima Sport. Non Benissimo. mancate. Arrivederci. Allora grazie a tutti, arrivederci.